Buon pomeriggio da Dorgali, Priamo Marrazzo vi saluta dalle tribune dello stadio di Osolai, finale di Coppa Italia di Eccellenza Taloro Tortolì. Per gli ogliastrini un traguardo mai centrato nella storia del club. I gavoesi ci riprovano invece dopo la sconfitta con il Terralba Macomer 3 anni fa. Allora Vincenzo Fadda sedeva sulla panchina avversaria, oggi invece vuole fare il bis portando a Gavoi un trofeo che manca nella bacheca della società barbaricina. Il mister del Taloro rinvoltisce il centrocampo mettendo Poli per Canessini. Giocano Marchi, Cuccui, Pinna, Pietro Ladu, Silvetti, Soro, Cadau, Roberto Marchi, Poli, Baratelli e Mele. A disposizione ci sono Cottu, Sanna, Sedda, Matteo Ladu, Mazzette, Losti e Canessini. Tortolì di Pinuccio Murgia risponde con Corsi, Ferreri, Antonio Cadeddu, Arrais, Ruggeri Murgia, Cattide, Murino, Mura, Proceddu e Podda. A disposizione Piroldi, Alessio Cadeddu, Schirru, Inaede, Pani, Diuf e Grosa. Arbitro Pisano, assistenti De Giorgi e Sudis della sezione di Cagliari. Taloro in maglia bianca, calzoncini rossi, Tortolì nella tradizionale casacca a strisce rosso-blu. Netta la predominanza dei tifosi gavoesi nella tribuna da cui vi parliamo. Per ragioni di sicurezza i sostenitori ogliastrini occupano la gradinata di fronte alla nostra postazione. E ora un minuto di silenzio per il militare sardo scomparso tragicamente in Afghanistan. Calcio d'inizio affidato al Taloro che attaccherà da destra verso sinistra. Si parte, sentite in sottofondo il rumore dei tumbarinos che cominciano a dare ritmo alla gara. Cuccui spinge sulla destra, verticale per Mele, si libera dalla marcatura, la girata, parata di Corsi. Passaggio filtrante, Cadau se ne va. In aria converge la conclusione, Corsi chiude lo specchio, prima chance per il Taloro. Vanno dentro i saltatori del Tortolì. Mura in aria, colpo di testa, era regolare, che occasione per la squadra all'impostazione. Centralmente per Cadau. Attenzione, il taglio, difesa sorpresa, Ladu, anticipato il remaggio, palla in mezzo, il tentativo di conclusione. Mura, attenzione sul fondo, la conclusione. Tutto pronto per la ripresa, nessun cambio nell'intervallo. Quella che vedete non è nebbia ma l'effetto dei fumogeni lanciati pochi istanti fa. Mura, come al solito, cerca di liberarsi della mossa degli avversari. Lancio, Cattive di testa fuori, non era facile. Baratelli, di prima profondità, liscio, Cadau, si vola verso la porta, Cadau! Il tiro, la respinta di piede di Corsi. Siamo mai agli sgoccioli, gli ultimi tentativi del Taloro, ma non c'è più tempo, si va ai supplementari, sempre 0-0 tra Taloro e Tortolì in questa finale di Coppa Italia. I tifosi provano a scaldare l'atmosfera decisamente invernale che si respira qui a Dorgali. Tortolì prova a ripartire, centralmente c'è Ruggeri. L'arbitro consulta il cronometro, niente da fare, si deciderà tutto ai calci di rigore. Vedete, i giocatori del Taloro vanno ad applaudire i loro tifosi, straordinario davvero l'incitamento che hanno ricevuto in 2 ore di gioco. Una scena bellissima, al di là di quello che sarà il risultato finale.